Entrate? Non mi dite che avete freddo, eh? Intanto volevo ringraziarvi davvero di cuore per la vostra presenza così coraggiosa. Lo so che queste prime serate di maggio sono davvero inclementi per chi è da quella parte del palcoscenico come voi, però io sono davvero felice questa sera di essere qua, prima di tutto perché Sedilo è un po' casa, davvero mi sento così questa sera, così vicini a Bolotana, ma davvero come se fossi stata qui ieri sera per tanti motivi. Volevo chiedervi in apertura un applauso per questi straordinari musicisti che sono con me anche questa sera e che sono certa vi regaleranno emozioni in musica. Piano piano diventiamo sempre più numerosi. Io ho voluto che questa serata cominciasse in orario così come era previsto, più o meno, perché domani sarà giornata lavorativa e perché non vorremmo che questo tempo dato in peggioramento ci privi della possibilità di stare insieme. Quindi i giovanissimi ci sono, bellissima questa prima fila e meglio di così non poteva andare. E allora noi piano piano ci inoltriamo e cominciamo a regalarvi le prime note. Queste sono quelle che mi hanno fatto compagnia da sempre. Mi piace cominciare così, parlando di Sardegna e delle sue meraviglie, e voi vivete in un posto che ne regala tante di meraviglie alla Sardegna, e allora così, Mediterranea. Buona serata di musica a tutti, buona festa. Yes.
Grazie. Questo prossimo momento è, diciamo così, la possibilità di intercalare tra le canzoni nuove e quelle che invece ci fanno un po' compagnia da sempre. Questo brano lo canto da quando ero bambina e sono certa che fa parte anche dei vostri ricordi più belli. Noi l'abbiamo rimodernato e ve lo facciamo ascoltare. Muschitera puritana, punnetta vaporosa, con tu penni all'icchidia, con sagara che è una rosa, ganno vesti santerie, scianchittendo serve cosa. Io lo so che questo è sempre un po' difficile, chi ha trovato il posto per sedersi ha fatto benissimo e non si discute. Voi se volete farmi un regalo, lo sapete che io ho la necessità di guardarvi negli occhi, di godere del vostro sorriso, del vostro sguardo. Davvero sarebbe un grande regalo per me se voi poteste fare un passettino più avanti. È possibile? Venite un pochino più vicini, vi prego. Venite più vicini, lo chiedo soprattutto ai signori che sono lì in fondo. Venite più vicini. Tanto a voi il posto non ve lo prende nessuno, quindi visto che siamo in piedi, così ci facciamo un pochino più caldo tutti. Bravissimi, grazie. Allora, io continuerei con una canzone. Sono venuta questa sera per presentarvi questo nuovo disco e dentro questo lavoro c'è una canzone che è intitolata Ballande in Tundu e racconta proprio la nostra voglia di stare insieme, di condividere momenti di festa bello come questo. Vai! Sì, secondo me la forza di questo.
canzone che è diventata molto importante per la Sardegna e per i sardi. Proprio un anno fa, circa il 28 aprile 2018, i sardi hanno deciso quale doveva essere l'inno rappresentativo della nostra terra. È stato scelto lo scritto del poeta di Ozieri, Francesco Ignazio Mannu. Scrisse su Vatriottu sardu a sos feudatarios. Oggi non è più soltanto un inno di protesta, ma è davvero il simbolo di una Sardegna che vuole combattere tutte le ingiustizie e che certo desidera fiorire ogni giorno. E allora ve la facciamo ascoltare come ulteriore segno di identità. Procurate e moderate. Varones satira mia, chi si no profide mia, torrade sape in terra. Grazie. Beh, qua era soltanto accennato, camuffato, però io direi che non ci sarebbe modo migliore per scaldarsi che un bel cerchio di ballo sardo.
Allora io 2 note le faccio, le prime, poi voi vedete un pochino se vi volete scaldare così. Intanto lo facciamo con un ballo che è nato un poco lontano da qui, ma che ormai è diventato un po' patrimonio di tutta la Sardegna, facile da imparare e per questo molto gettonato. Vediamo un po', vai! così si fa. Allora però non è che adesso con la scusa del ballo sardo vi allontanate di nuovo, venite più vicini
che io qua se no soffro troppo il freddo senza di voi, bravi così, bravi, almeno vi posso guardare, che è la cosa più bella. Intanto dovete sapere che io ho un debole per gli uomini senza capelli. Oh, che ne ho visto uno troppo bello, ve lo voglio far vedere. Guardate, questo bel signore che è proprio qui di fronte a me, che ha il giubbotto nero, questo signore bello qua. Buonasera. Lei, sì, questo bel signore qui di fronte a me, questo signore qua, ecco. Come si chiama? Sì, come? Signor Gianni. Lei di dov'è? Ho scelto bene, Senta, signor Gianni, me lo fa un regalo? Chi è la signora, sua moglie, a fianco? No? Sì. Signora, me l'ho presa 5 minuti, glielo restituisco su. Così. Signor Gianni, me lo fa un regalo? Può venire un attimo qui vicino a me? Venga, ci sono le scale qui dietro il palco? Venga. Che bravo, hai visto? E non c'è stato neanche bisogno di insistere molto. Oggi sono stata fortunata. Così. Venite più vicini perché io aspetto di conoscere il signor Gianni, che poi adesso che lo guardo bene, vediamo, arriva intanto, eccolo qua. Due note Maurizio per accoglierlo, eccolo qua. Benvenuto, la prego, venga qui vicino a me, attenzione che ci sono. Come sta? Benvenuto e grazie. Lo sa, io so che non è facile venire così d'improvviso sul palco, però lei è a casa, lo so, e quindi questo è l'applauso che si merita solo per la sua gentilezza. Intanto le volevo fare una domanda. Lei ha mai cantato in sassarese? No, perché lei non lo conosce. Bravo, ha ragione. Lo sa, neanche io, perché io canto in logudorese. Però mi piacciono i sassaresi perché sanno fare festa, sono veramente specializzati in questo. Allora io mi voglio cimentare questa sera, e però canteremo io e lei, ma non da soli, canteranno tutti gli amici che sono in piazza. Stia tranquillo, lei si fidi di me, va bene? Facciamo così: quando sentirete il volume degli strumenti che si abbassa, allora dovrete cantare voi. Cantate più forte che potete. Adesso, prima di tutto, io conto fino a 3, se voi ci regalate un applauso noi ci cantiamo Sassari. Si vede una cosa che a me mi fa zimmali, si vede una cosa che a me mi fa zimmali, si vede una cosa che a me mi fa zimmali, e le va minerali non la posso vedere. Si vede una cosa che a me mi fa zimmali, si vede una cosa che a me mi fa zimmali, si vede una cosa che a me mi fa zimmali, e le va minerali non la posso vedere. Ci sta la vespa di tutta la vallata, magna di marmellata, panino e baccaglià, più venne ancora con lo vestire a chirri, piano ciccia birri, non può manco vedrà. La pastorella sa chi me ne spicciu sposerà, e giù vai lai lai la, e giù vai lai lai la, e a chi lo sa chi me ne spicciu sposerà, e giù vai lai lai la, e giù vai lai lai la. Fa così, senta, fa. E giù vai
Senta come fanno. Pronti? Fa. Oh! Mi faccia un urlo lungo, va. Siete pronti? Voglio sentire un urlo di sedilo. Pronti? Uno, al mio tre. Uno, due e tre. Sabato notte, domenica sera, poi digiri digiri da, sabato notte, domenica no. L'ultima dobbiamo fare, questo finale. Vai! Sulle mani! Acciarano battoni, baciano in frutta, a tutti dai rattu e hanno in frutta, a tutti dai rattu e hanno in frutta, acciarano battoni, baciano in frutta. La magna più lupari di bagna, alla sorte che t'accompagna, la magna più la confitura, alla sorte che t'appuglia, la magna più i macarroni, la cagata di pantaloni, oi 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 ah. Oi 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 sono in faccia di truccia e di vanto, a te non ti vuole manco, lugan busantu, a te non ti vuole manco, lugan busantu, a te non ti rubaconi, faccia di truccia. T'ha mangiato il pane di bagna, alla sorte che t'accompagna, t'ha mangiato la confitura, alla sorte che t'accuglia, t'ha mangiato i macarroni, t'ha cagato i pantaloni, oi 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 ah. 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 Tocca a noi. Pronti? Oi 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 ah. Domenica. Oi 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 ah. Sulle mani! Voi siete stati bravissimi, ma il mio signore è qui sul palco. Ah. No, io volevo dire ancora di più e lui ancora meno. No, che non si dice così. Intanto io la volevo ringraziare perché per questo regalo, soprattutto per aver scherzato. Lo so, soprattutto per aver scherzato insieme a me, questa è la cosa più bella. Le volevo regalare, se mi permette, il mio ultimo disco. Lì accanto al banco del mixer c'è un signore che li vende, ma quello è il mio regalo per lei, vada pure a prenderlo. Prima però
questo è il suo meritatissimo applauso. Eccoci qua. Volevo raccontarvi una piccola cosa. Qualche anno fa ho partecipato alle selezioni del Festival di Sanremo con una consapevolezza, quella di avere una buona canzone. In realtà non mi ero sbagliata, perché il brano in 4 giorni è arrivato sino in semifinale, è entrato tra i primi 12. Ma 2 giorni prima di partire le cose non sono andate come noi credevamo. Abbiamo comunque continuato a credere in questa canzone, io la canto ogni sera con grande ardore e non ho mai perso la consapevolezza, la certezza che in Sardegna si faccia musica di qualità. Però io lo lascio comunque dire a voi. La canzone, metà in sardo, metà in italiano, è stata scritta insieme ai miei amici d'Azienda ed è intitolata Quellos de Oriente. Il sole, il suo riposo in luna, il suo vestito è terra ed il suo sangue è il mare, le lacrime son pioggia, le nuvole i pensieri, lo spirito è vento, il respiro è l'aria. Fiumi son le vene, le sue carezze sono
tutte le cose abbiamo pensato ad uno dei nostri balli rieditato, riarrangiato. La magia è sempre la stessa, noi mettiamo la musica e il canto, a voi tocca mettere la danza. E allora, con allegria. Non me lo sei. Festa de Ocan, ballare con allegria, duru 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 sia. Vogliamo vederti ballare. Questa piazza così bella lo merita.
bravi, bravi. Ho avuto la fortuna in tante occasioni di incontrare i sardi che abitano al di fuori dei nostri confini. In questi occhi c'è sempre il desiderio di tornare, di sentire la terra vicina e soprattutto di poterla raggiungere almeno con il pensiero in ogni momento. Per questo parliamo ogni sera di un ponte che ancora non esiste tra la Sardegna e il resto del mondo, ma noi lo abbiamo fatto di note musicali. Mi riservo il piacere di farvi ascoltare una bellissima poesia in musica
Me l'ha regalata un poeta, uno dei più grandi della Sardegna degli ultimi anni. Ci ha lasciato purtroppo, ma davvero è legato ad un bellissimo ricordo, e per questo vi voglio fare ascoltare questo insieme di bellissime parole. Ah, stai suonando questa batteria. Hermosura e galania, Lugeriana, prenda amata, benedinde a mano mia, balla balla si sfrenava. Ríos, un arcano sosapento, un sasunda de esos ríos, esa música es sospento, un sasunda de esos ríos, un arcano sosapentos, cantóse sin brazos ríos, cantóse sin brazos ríos. Solianos, benedito yo estaría, vení balla bendomo, benedito yo estaría, in sos ballos in domo, te oghenzo a ti e via, te oghenzo a ti e via.
troppa emozione di presentarla per la prima volta, non ho detto il nome di chi l'aveva scritta. So certamente che anche da qui partirà un applauso per l'indimenticabile, indimenticato Paolo Pillocca. Il nostro direttore di Allora andiamo avanti e direi che è arrivato il momento di prenderci un attimo di pausa per godere di alcune emozioni che ci accompagnano nei momenti più belli. Mi piacerebbe sentire anche le vostre voci insieme alla mia. Tony Ignati di ma non l'ho ascoltato. Più bella, caso Signore non santido, Parisi in sa cappella, rosso comprido che
La baracca è gioiosa. Il campanello Per fare la gente magari si avvicina al lago. No, magari non si sente. Grazie. Ci affrettiamo ad intonare una canzone che potrebbe tranquillamente essere
definita un inno, molti la sentono davvero così vicina al cuore da considerarla rappresentativa. È l'ultimo canto di Maria Carta, l'aveva portato a Sanremo, ma la giuria scartò questo brano perché lei era già molto malata e dissero che questo avrebbe forse influenzato la giuria. Invece soltanto forse, perché di sicuro avrebbe vinto. Le memorie della musica è davvero una piccola perla che ormai mi accompagna da sempre. Le memorie danzano e suonano, i ricordi suonano e cantano vecchie madri cantano. Deus meu, non fides cantas lágrimas y música. Deus meu, Deus meu, Deus meu. Cantano, i ragazzi cantano e ballano ad occhi chiusi, disperati ballano. Deus meu, Deus meu, Deus meu. Nella musica la voce delle lacrime, nella musica la forza delle idee, è una liturgia di dolore ed allegria, questa musica Deus meu, perché musica è la voce di ogni popolo e raccoglie tutta la sua eredità. Chi la canterà, chi la scrive non lo sa, ma nell'aria c'era già. Deus meu, ma sì, s'amore no, si illumina musica e tanto questo amore loro meu. Non si giurano i bambini senza musica, non si resta insieme senza una canzone, è una liturgia di dolore ed allegria che ci tiene compagnia. Sono eterne le memorie della musica, perché in fondo le canzoni siamo noi, anche se non vuoi, vedi proprio a voi, proprio come me. Deus meu, Deus meu. I bambini cantano e danzano, le memorie danzano e nascono nuove idee che le madri imparano. Deus meu, Deus meu, Deus Grazie. Abbiamo eseguito già questa canzone in apertura, ma io la voglio ricantare perché mi hanno chiesto di farlo. Lo faccio con molto piacere. Permettetemi però di dedicare questa canzone ad un'amica speciale, perché quando io
io sento parlare spesso di Sedilo, ve l'ho detto prima, è come avere una seconda casa, e questo perché qua c'è lei che così mi fa sentire. Allora, un bacio alla mia Maria Manca, eccola qua, in prima fila, tutta per te questa, vai. Maria l'aveva anche invitata a cena. Porta prodonos, gloria de coro, in totus aldomos. Este de moros, custa bandera, y pura su goro. Porta prodonos, gloria de coro, in totus aldomos. Grazie. Permettetemi piano piano di salutare e ringraziare coloro che questa sera vi hanno regalato queste note speciali. Allora cominciamo da te, Fabio, con questa canzone. Adesso a quest'ora una canzone un po' rock la possiamo cantare, perché in questo mio nuovo disco c'è questo brano appunto che racconta di una Sardegna un po' tiranna, che a volte ti costringe a lasciarla con il cuore spezzato in tanti pezzettini. Allora così noi la raccontiamo con questo titolo che è un inno d'amore. I love you mamma, I love you Sardegna.
vado via dalla mia terra, non so più cosa fare, amore. Sarò come mio padre che va in guerra e va via e non sa se tornerà. Oh, I love you, mamma, ti quería sempre intorno a me, non ti lo togliere así. Ma io non so che cosa fare, non lo so, oh no, per quanti giorni ancora resterò. Oh, I love you, mamma, ti quería sempre intorno a me, non ti lo togliere así. Oh, I love you, mamma, ti quería sempre intorno a me, non ti lo togliere así, Grazie. Queste in realtà sono 3 canzoni in una e il desiderio è sempre lo stesso, quello di condividere emozioni insieme a voi. Cantate con me? Proviamo? Vai! E stanotte ama apinteso cantende o mineste fama a tenore con te.
siete venuti là vicino, sono venuta io. Così si fa, Furbi. Perché non potete lasciare il comitato da solo, se no ci rimane male, poverino. Però facciamo così. Allora, siccome io ancora non l'ho fatto perché mi piacerebbe averli accanto a me sul palco, adesso vorrei che
Prima facciamo un ballo, però poi subito dopo vorrei avere tutto il comitato sul palco. Lo diciamo da prima così loro si preparano, vero? Dov'è il presidente? Presidente, dove sei? Allora, mi raccomando, riuniscili tu, perché subito dopo saliamo tutti sul palco insieme. Intanto, per presentarvi il prossimo musicista, regalatemi ancora un cerchio di ballo sardo. Vai! Di ballo ci introduce in un altro momento, in un altro giro di festa. Vi ricordo che in piazza, se volete, potete trovare il mio nuovo disco lì accanto al banco del mixer. Avvicinatevi pure e prima ballate con noi. Vai, seguilo!
prego, siccome io domani voglio parlare di voi sui social, su Instagram, su Facebook, allora mi piacerebbe fare una fotografia. Però facciamo così, voi rimanete là, adesso si accendono le luci della piazza, mi raccomando, al mio 3 sollevate tutti le mani, anche quelli che sono lì in fondo, ci dobbiamo essere proprio tutti. Fate un bel sorriso a 54 denti, Pronti? Vai, sedilo, mi raccomando, tutti sulle mani. Lasciate la birra, vi ho detto. Vai, 1, 2, 3, sulle mani! Fantastici, belli. Allora, io ho ancora 2 canzoni da farvi ascoltare. Fatemi sapere se il comitato è pronto. Ce l'abbiamo? C'è il comitato? Allora, venite su ragazzi, vi prego. Avvicinatevi. Dai, 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 dai. Non fateci aspettare, vi prego. Allora, io canto ancora questo brano, nel frattempo venite qua vicino alle scaline del palco, così possiamo fare questa cosa insieme a voi. Intanto, Maurizio, ora tocca a te, ci facciamo Anima, vai! Oh, voi siete nel comitato? Sono produci. Appunto, devi iniziare indietro. Insa amargura, anima, insa amargura, anima. Tu estás comente a mí. Tu estás imitato a mí. A ti che tu che sorriso in salata. Puro si tu che
Allora, Presidente, ci siamo? Ai ai ai, mi sembra che non riesco proprio a convincerli oggi, eh? Fate una corsa, vi prego. Veloci! Dai! Vieni con me. Veloce! Veloce! Dai ragazzi! Io lo so che domani si deve andare a lavorare. Vi prometto che non vi faccio andare a letto troppo tardi, manca soltanto una canzone e un musicista da presentare. E poi vi lascio andare a casa. Però adesso salutiamo il comitato. Fatemi quest'ultimo regalo, lo so che oggi ve l'ho chiesto tante volte, così il comitato vi sente ancora più vicini. Venite un pochino più vicini, vi prego. Dai, così. Vieni. Gabriele! Venite più vicini. Eccoci qua. Bravissimi. Così. Eccoli, arrivano. Prego ragazzi, mettetevi qua vicino a me. Vi prego, qua ci sono le luci così ci vedono meglio. Io vi ho fatto venire qui sul palco insieme a me, prima di tutto perché voglio ringraziarvi per aver scelto me, per aver scelto questo spettacolo. Grazie per l'affetto che voi mi avete riservato sino dalle prime ore di questa serata. Grazie per la cena buonissima che ci avete offerto. Prego. E io lo so che le feste di Sardegna sembrano sempre più complicate, sembra che i soldi, le mani, il tempo non bastino mai. Però io quando sono arrivata qui ho respirato tanto entusiasmo, tanta voglia insomma di stare insieme, spirito insomma di iniziativa, di condivisione. Quindi davvero l'applauso più bello di questa serata deve andare a questo straordinario Comitato 2019, al suo presidente e a tutti i componenti, anche quelli che non sono qui sul palco insieme a noi, che continuano a lavorare, certo. Sono lì sotto ma non si fanno riconoscere. Intanto permettetemi, ma secondo voi io me ne posso andare via da Sedile senza farle cantare? Facciamo un duetto. Qui li volevo. Adesso ci vuole una volta sul cavolo. Pietro canta sicuramente. Pietro canta. La gente sta a sentire cantare. Ma magari facevamo un concerto se cantavamo. La tecnologia nel frattempo ci ha abbandonato e si sono scaricate le pile del microfono. Ora ci siamo. Pronti? Fatemi sentire, ragazzi, cantiamo insieme. Poi c'è anche il fotografo qui che è venuto ad immortalarci e quindi lo ringraziamo. Prego, pronti? Non potrei posare, amore, pensende a tieso, onzi, noi stessi in tristura, ne in dispiaghe.
quelle là, però in silenzio, perché loro cantano per voi. Sentite, fatemi sentire, vai. Tutti, non potrò riposare, pensende a Tieso, donzi, noi stessi in tristura, grazie al comitato, grazie di cuore, bravissimi. E vabbè, questa è la nostra ultima canzone. Io davvero voglio ringraziarvi tutti per avermi regalato questa meravigliosa serata a casa, in famiglia, come abbiamo detto. E questo è un brano che ci piace interpretare alla fine perché è un augurio di bene, di speranza, e questo vi auguro ogni grazia, tutte quelle che avete nel cuore. Buonanotte a tutti, grazie, a te Rosanna. Quando potete venite a trovarmi, sarà un piacere come sempre fare festa sarda insieme a voi. Un bacio a Noemi, un bacio a Giulia e a voi che davvero siete stati qua fino all'ultimo minuto e domani tutti a lavorare. Vai! Mi hanno ripresa. Ti porterò in piazza.
notte, grazie di cuore.